Un altro episodio mi ha colpito che mi diceva che in occasione di un matrimonio da Busato, qua sto leggendo, quelli che ora hanno il ristorante e non volevano che ci fosse festa, hanno rappato tutte le donne a zero. Esatto. Paura perché non scherzavano mica. Ma chi era che non scherzava? Chi ha rappato? C'erano i fascisti, le brigate nere. Come se è venuto questo episodio? Se capitai là che c'era sta notte e che c'era uno che suonava filarmonica per fare un baio come che si faceva una volta, insomma, ed è capitato a queste brigate nere e che ci ha fatto tutte le donne e a rappare a zero. Tutte? Sì, rappate, sì. E mi ero spollato perché mi abitavo qua a San Giuseppe, ma là era mesi, ora ero messo perché qua si cercava a me fratello, capisci? Qua era più pericolo. E ora ho assistito, siamo scappati via perché dal terrore. Mi ricordo sta roba qua perché... In quanti sei venuti dentro? Arrivai con una camionetta e c'era stati 6 e 7 che ho buttato bombe a mano fuori dai balconi per spaurire la gente e io ci paste femmine e era pai. E che periodo era, più o meno? Era prima o dopo della morte di suo fratello? Già era prima. E che motivo che avevi di venire là? Io rinnovevo che la gente facesse festa secondo ori. Era che per caso Busato era un partigiano e ora ripensava di trovare suo fratello, non so? No, perché no, insieme ai miei fratelli, insomma là. E quanto sei stati là? Sono stati un'oretta e dopo andai via. Che hai anche mangiato, bevuto, non so? No. Solo fatto questa operazione. Ho fatto questa operazione, sì. E era anche qualche suo parente stretta, non so? No, che mi ricordo, no. Era un bel clima, era veramente? Sì, altro che... Il terrore era.